Allora volevo anche aggiungere che ci sono studenti della De Santis e anche degli ATA della De Santis. Grazie, bravi, 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 bravi. Forse è me. Allora vogliamo per favore invitare la prima amica, la Marina, che ci farà una relazione molto interessante. Però voglio prima passare la parola a Francesca perché verrà a salutare tutti quanti. Grazie. Ciao a tutti, vi ringraziamo di essere venuti, è un grande onore avere tutti qua riuniti per questa battaglia. Noi stiamo cercando di combattere il sistema, hanno cercato di farci paura, di spaventarci, di dire che le manifestazioni di piazza non sarebbero servite a niente, che ci sarebbero stati degli infiltrati che avrebbero potuto creare dei disguidi anche con le forze dell'ordine. Non ci siamo fatti intimidire perché la piazza è l'unico luogo nel quale noi possiamo manifestare liberamente il nostro pensiero. I canali di informazione impediscono ormai un qualsiasi confronto. La narrazione è unica a favore del sistema, a favore della vaccinazione, a favore del distanziamento sociale, delle cosiddette regole che ci dovrebbero salvare la vita, ma in realtà ci stanno portando alla morte come esseri umani, alla morte come cittadini, alla morte come attività produttive. Purtroppo quello che si sta verificando è che siamo messi in uno scaccomatto, è come se fossimo in una scacchiera dove il sistema ci mette scaccomatto. Perché? Perché da un lato ci impone la vaccinazione e sappiamo, se andiamo a vedere sui social, nei vari profili che sono stati creati, quante persone oggi sono affette da reazioni avverse dopo essere state inoculate. Queste persone sono state prima strumentalizzate, sono state portate alla vaccinazione, adesso quando hanno le reazioni avverse sono diventate fantasmi. Sono diventate fantasmi, addirittura vengono curate con psicofarmaci, vengono accusate di avere ansia alla social e sono completamente abbandonate. Quindi noi siamo in piazza per manifestare il nostro dissenso, per dire che noi non ci stiamo e soprattutto per toglierci fuori dallo scaccomatto. Cos'è lo scaccomatto? È anche quando chi non vuole vaccinarsi non va al lavoro. Quindi loro sostanzialmente vincono sempre, purtroppo vincono sempre. Però noi ci vogliamo opporre, noi vogliamo fare il possibile per manifestare il nostro dissenso, per dire che ci sono persone che non vengono assolutamente influenzate dalla comunicazione dei social, dalla comunicazione del mainstream. Questa comunicazione che cosa adotta? Adotta degli strumenti di manipolazione, strumenti di manipolazione linguistica. Si usa così la cosiddetta PNL, si usano metodi come la BITE, che è quello che dice sostanzialmente che si usano delle forme di comunicazione che ti portano ad un determinato comportamento. Le persone quindi vengono influenzate e agiscono di conseguenza. Quindi molto spesso ci capita di chiederci come mai queste persone che noi frequentiamo da una vita, possono essere i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri amici, sono stati così irretiti e sono favorevoli a questa narrazione, perché le tecniche di manipolazione nella comunicazione sono fortissime. La comunicazione è unilaterale, è sempre la stessa e quindi molti non riescono a capire dov'è l'inganno. Siamo nella piazza proprio per dire che c'è un inganno che ci sta portando alla morte, che ci sta portando alla distruzione e noi ci vogliamo opporre. Per questo motivo siamo anche favorevoli all'unione di tutte le associazioni che ci sono sul territorio, associazioni di liberi cittadini che come noi vogliono combattere questo sistema. Ce ne sono tante, hanno cercato di dividerci, hanno cercato di sfruttare i personalismi, ma noi non ci stiamo. Noi vogliamo collaborare con tutti, siamo movimenti spontanei di cittadini e vogliamo combattere. Che poi si possa raggiungere un risultato, questo noi non lo sappiamo, i nostri mezzi sono poveri, noi ci autofinanziamo e quello che si può si fa. Il sistema finanzia con milioni di euro e
possiamo deprimere, dobbiamo rimanere centrati, dobbiamo rimanere attenti, dobbiamo aiutare chi non ce la fa. Ce ne sono tante persone che sui social scrivono che sono cadute in depressioni profonde, che non sanno a chi rivolgersi, non sanno a chi chiedere aiuto. Allora la piazza e queste manifestazioni servono anche per far capire a tanti: non siete soli e tutti dobbiamo aiutarci. Oggi io sono Marina e faccio gruppo Dessa Defensa. Non voglio perdere tempo su argomentazioni scientifiche, su violazioni di diritti umani. Ci saranno altre persone che vaglieranno questa argomentazione. Io dico solo una cosa. Allora, il nostro portavoce sanitario Speranza ha detto e ha ripetuto a pappagallo quello che già stanno dicendo all'Unione Europea e quello che stanno già dicendo all'ordine mondiale, che per il nostro bene vogliono portare il vaccino in tutto il mondo. Allora io mi faccio una domanda: ma perché portare il vaccino Covid, che non è un vaccino, perché ne hanno già fatto una, ne hanno fatto un'altra, poi ce ne sarà una terza, poi in Israele ci sarà la quarta, non guardano neanche cosa sta succedendo in giro dove stanno vaccinando a manetta? Altro non dico, ma io dico, ma come si fa a proporre di portare il sedicente vaccino in Africa quando in Africa muoiono di febbre gialla e l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'unico vaccino obbligatorio per chi va in Africa è il vaccino contro la febbre gialla, un'unica dose garantito al 100% che vale tutta la vita. Quindi chi va in Africa si fa il vaccino, chi non ci fa quel vaccino non lo deve fare e loro stanno imponendo un sedicente vaccino a tutto il mondo. Io mi faccio una domanda: ma qual è l'obiettivo che li porta a vaccinare tutto il mondo con un prodotto che non è un vaccino perché è ripetitivo? Me la posso fare questa domanda da persona medio istruita? Me la posso fare? Allora, intanto voglio chiedere scusa per i miei precedenti interventi nelle quali sono stata piuttosto scomposta, mi hanno detto e ho usato parole scomposte, per fugare ogni dubbio sulla mia estrazione, la mia non estrazione anarchico-insurrezionalista. Voglio dire che mio padre era nella Marina Militare, un mio ex fratello premaritamente morto e deceduto era nella polizia, ho un fratello minore che ancora presta servizio nelle forze dell'ordine, quindi non provengo da una famiglia di autonomi anarchici, questo lo volevo dire, e probabilmente ringraziamo le forze dell'ordine che sono qui a controllarci naturalmente, e voglio confessare che se fanno un'ispezione a casa mia troveranno armi bianche, cacciaviti, coltelli, chiavi inglesi, poi troveranno un'arma impropria rappresentata da una cucciola di 50 kg di Rottweiler, quindi non lo so, forse mi metteranno tra i terroristi. Grazie. C'è l'insegnante dei Cobas che voleva parlare? Sì. Mentre arriva facciamo una comunicazione di servizio, Vincenzo. Dunque, brevemente, l'importante è sapere che dobbiamo fare adesso il tragitto di via Sonnino e poi via Lebonaia e faremo la sosta alla RAI, dove cercheremo di stanare il caporedattore del giornale Radio Sardo.
dobbiamo cercare lì di essere composti, perché dobbiamo sviluppare dei ragionamenti in maniera tale da spiegargli che tipo di nozioni stanno omertando e che cosa sta succedendo nell'informazione che è assolutamente lacunosa. Questo glielo diremo ovviamente, però abbiamo pensato di fare una piccola delegazione, gli consegneremo un documento dove ci sono delle informazioni tecniche e gli spiegheremo che gradiremo maggiore rispetto e maggiore correttezza. Lasciamo parlare adesso l'insegnante, che dovrebbe essere... un attimo, altrimenti facciamo parlare Tore, che è uno dei fondatori storici. Dei fondatori, lasciate perdere. Ragazzi, ciao a tutti! Ciao! Vorrei dirvi qualcosa di importante. Per favore non rivolgete lo sguardo verso di me, bensì verso chi vi sta accanto. Soprattutto se non lo conoscete, e prendetegli le mani, per favore. No, prendetevi le mani e guardate lui o lei che sia, non guardate verso qua, per favore. Ok, allora, questi giorni abbiamo parlato del passato. Ok, ricomponiamoci, guardatevi negli occhi, non perdete il contatto, ma ascoltate. Per favore, ricomponiamoci. Allora, i giorni scorsi abbiamo parlato del passato, del presente e del futuro. Abbiamo provato a esaminare le problematiche, le criticità che verranno. Sappiamo che diamo molto fastidio perché siamo forti. E loro gli sta andando tutto male grazie a noi. Tutto male. Il dragone sta morendo e si sta scuotendo. Quindi sappiamo, possiamo presumere che useranno tutte le armi in loro possesso. Saranno scorretti, ok? Questo noi lo sappiamo, ma non deve diventare, signori per favore, è importante, ascoltate, non deve diventare un pensiero principale, piuttosto il pensiero principale deve essere il punto di arrivo. La strada che stiamo percorrendo, signori, perché non andrà come vogliono loro, andrà come vogliamo noi. Il cambiamento ci sarà, ma sarà in bene. Questa esperienza ci ha insegnato che la materia è un qualcosa a cui non ci si deve attaccare oltremodo, perché noi siamo anime, siamo spirito. Ok? Quindi signori, alziamo le vibrazioni e abbracciamoci! Grazie Tore, grazie, non ci dobbiamo mai arrendere, mai, combattiamo sempre. Allora, adesso abbiamo un rappresentante del Cova Sardegna, giusto? Che vuole dire qualcosa? La scuola è uno dei settori più colpiti perché vogliono colpire la cultura, studiare e avere la cultura significa poi mettere in discussione quello che viene detto, mettere in discussione, avere un pensiero critico, e quindi la scuola è stata massacrata. Sono stati massacrati gli insegnanti, sono stati massacrati gli alunni, quindi vogliono far crollare il sistema, ma noi non ci siamo, e anche i genitori vogliono veramente distruggere tutto. E allora abbiamo qua i Cobas che probabilmente non ci stanno e che vogliono combattere, sono sempre stati combattivi da sempre, da decine di anni, li abbiamo sempre sentiti in prima linea per tutelare gli interessi della categoria. E prego a lei la parola. Buonasera a tutti. Io sono insegnante fino al 31 agosto, sono andato in pensione, dopo 52 anni lavorativi, ne sono 35, tra privato e pubblico. Così, prova? Ok. Devo dire poco perché non è che sono andato a fare l'intervento, comunque la scuola non è una cosa, un lavoro legge
andava a finire un regime che praticamente certo, certo. Un minuto d'attenzione, la gente sta parlando! Ha sempre combattuto per insegnare il ruolo dei precari per 30 anni, non solo da adesso. E in questo momento la scuola è in grave difficoltà. Nonostante tutta questa situazione, Si possono vedere uno per uno? No, non fa. non si prendono provvedimenti per i trasporti, per dire, tra virgolette, sicurezza, ma non è sicurezza. Loro stanno mettendo l'ordine di diverse condizioni. Oggi quello ai bambini, che siano centrali, che sono le altre. Siamo contenti di tutto questo perché sono nazismo, tanto si può fare. Non esiste una cosa Non è un effetto collaterale quello. No. Grazie. Un malore. Sì. Però comunque che stai andando sempre a alimentare. Ispipius non si toccant in lingua sarda, che tradotto in italiano significa i bimbi non si toccano. Ehi, ciao! Sto bene? Se riesco a farlo lo faccio lunghissima se ci riesco, sì. E poi la metto su YouTube.
vaccino è una sperimentazione sull'uomo che dura fino al 2023, che dura, e l'hanno detto in TV, con la mia fantasia posso pensare a qualsiasi cosa, anche erroneamente, posso pensare a tantissime cose. Allora, io intanto non mi fido da più della politica, non mi fido più perché Sta registrando, sì. Quando lampeggio sta registrando. Boh, spero. Ah, bene, bene, bene. Ho guardato prima e non l'ho notato. No, non l'ho lasciato. Sì, sì. Cioè, non so neanche come si fa a toglierlo. Però troppe bandiere italiane, la Costituzione, i cittadini. Sì, sì, unica, la faccio lunghissima. No, ma poi non riesco a collegarla l'una con l'altra. Canti separati, 01, 02. Ah. Ok, farò così. Adesso per quando andiamo alla RAI ne faccio un'altra allora. Già. Così, anche per scambiarlo. Però qui non si sente quello che dicono. Dammi un po' il cambio, mi fumo una cicca per favore. Scusa, tienila in mano. Tienila in mano. Punto, ehi. Ma voglio dire, immagino una sigaretta. No, ma io non li capisco questi. Cioè, stanno facendo una cosa contro il sistema, vengono con la bandiera italiana, parlano di cittadini. Boh. No. Ah, già lo scriverò, qualcosa lo scriverò. Super incoerenza. Però qua non si sente niente, non ti conviene, Non si sente ti niente. conviene bloccare. No, lascia perché poi devono andare di là. Però per chi ascolta... Ah,
mi piacerebbe dire la mia. Bisogna vedere chi è che ti capisce. Quello è un altro discorso. Ma se voglio io vado e chiedo il permesso. Ah? Passalo poco a poco, stai riprendendo gli alberi. No, lo vedo da qua. Ok. È È una postazione media. È una postazione media, lo vedo da qua. A metà. Poi prendo le persone intere. Da dietro, ovviamente. Cioè se io vado, posso dire la mia, mi fanno parlare? Non lo so. Vuoi parlare? Io vado, parlo all'organizzatore e ti fa parlare. Se vuoi. Però ho paura di dire quello che voglio dire. Appunto, non ti capirebbero probabilmente. No, ma io... Cioè, se parlassi io parlerei della Costituzione, della bandiera italiana, del termine cittadini, cioè a me non mi capisco. No, io volevo sottolineare e ricordare il fatto che c'è in atto il trattato di Wels che regolarizza, che è un argomento che spesso viene sottovalutato, viene poco discusso, che a loro conferisce diritto di possederci e di farci quello che vogliono, finché noi non lo contestiamo. E se non ne parliamo non possiamo arrivare al punto di contestarlo, perché non possiamo contestare una cosa che non sappiamo. Secondo me il trattato di Wels è uno degli argomenti importanti. Ti do pienamente ragione. Senza togliere importanza agli altri argomenti. Mi riavvicino di là. Poi dopo stacco ne faccio un'altra andando alla RAI.